Ipsia Task Force per il digitale terrestre, parte seconda. I ragazzi dell'Istituto Galilei di Castelfranco Veneto, dopo una prima fase a ridosso del passaggio alla TV digitale in cui hanno aiutato le persone in difficoltà ad installare il decoder e ritrovare i canali, hanno portato a termine un secondo passaggio, quello cioè del monitoraggio attraverso 1650 telefonate campione fatte ai cittadini delle province di Venezia, Vicenza, Padova e Treviso per capire quali sono stati i problemi di ricezione e estendere una mappatura del territorio analizzato. Mappatura che evidenzia tuttora zone d'ombra dove persistono per lo più problemi di sintonizzazione, problemi legati al segnale, problemi legati alla qualità dei dispositivi TV e decoder. Abbiamo visto alcune aree a macchia di leopardo, sono quelle più critiche, tipo la Pedemontana, Asolo, Crespano e nella zona del Veneziano Portogruaro. Per la provincia di Venezia, un consistente SOS relativo alla ricezione riguarda gli abitanti di Chioggia e Portogruaro, stando alle segnalazioni raccolte dagli studenti. A Treviso, Lori e Crespano, a Vicenza Rosà, mentre Padova risulta la provincia con la maggiore copertura. Molte le richieste più o meno assurde che gli studenti delle superiori hanno ascoltato telefonicamente tentando di dare risposte, a partire dalle più semplici, come ci ha raccontato Luca della quinta AEN. Dove mettere le prese perché non funzionava, magari l'avevano lasciato semplicemente chiuso, non c'era la spina attaccata.